foie gras fresco con una salsa allo zenzero. Esatto. Piatto di altissima classe e di espressione alsaziana, chiaramente, quando troviamo dei cipolle del foie gras e queste salsette, adesso qualche vino Pierpa cipollina, fa sì che il piatto sia molto bello da vedersi, lo noterete subito sul buffet e qualcuno avrà la fortuna anche da assaggiarlo. E vi proprio di potete legare da accomodare visioni anziché guardare da lontano, si possono accomodare e guardare le realizzazioni la Federazione Fuochi ci ha dato la possibilità di farvi vedere in queste occasioni e anche testare alcuni dei nostri prodotti, delle nostre aperitivi, mentre abbiamo prima un'azienda che mentre hanno in questo momento il giovane a parte con dell'erba cipollina solamente come guarnitura. Piatto bellissimo da vedersi, dai sapori meravigliosi. Prego. E Claudio De Stefano che sta conoscendo la società realizzata dalla ILL con l'amministratore Albertino, unitamente allo staff tecnico Giorgio De Battista. Giorgio De Battista è oggi professore Marco dei gnocchi e qui abbiamo dei gnocchi preparati presumibilmente con del rocco, sbaglio, del rocco fornito dalla Selecta, fiore di zucca, leggermente legati unitamente.
vale a dire poco per volta, altrimenti si forma un vuoto e avremo, quando si va a scolpire, troveremo del vuoto, quindi la scultura non avrà esito. Vuol dire che facendo un tocco solo si possono creare delle cose d'aria, quindi potrebbero avere delle crepe e la scultura non può riuscire. Procedi pure con il tuo lavoro, non abbiamo occhi e quindi poi ci torneremo a chiedere man mano che vai avanti. Ecco, adesso spiega esattamente cosa è, se viene realizzato questo blocco di ghiaccio e come è stato realizzato con quale tecnica. Si notano chiaramente le varie parti, le varie fusioni, cioè i vari strati dell'acqua che sta nel suo trasporto. Questo è utilizzato come modelle e quindi Roberto vi dirà esattamente. temperatura comunque il ghiaccio esce in blocco prima di iniziare l'opera? Esce da una temperatura, viene congelato a 20 gradi e bisogna lavorarlo sui 10 gradi. Vedo che c'è lo zio che mi sta mirando verso il tocchi, quindi lavoravo sui 10 gradi, quindi la lavorazione deve essere abbastanza veloce perché quando arriviamo sui 6, 5, 4 gradi comincia a sciogliersi, quindi ad ammorbidirsi le curve come se fosse una bella ragazza. Sui 10 gradi abbiamo un ghiaccio molto morbido. Se la temperatura è superiore, vale a dire, diciamo, esce dal punto di congelazione, dalla cella,
mentre si scolpisce il ghiaccio può anche spaccarsi, invece con la temperatura di 10 gradi abbiamo un ghiaccio molto dolce che va bene da scolpire sia con la motosega sia con gli scalpelli. Ecco, così anche col ghiaccio, come tutte le cose, quando hanno una certa duttilità si possono lavorare più facilmente. Comunque Roberto, io volevo chiederti una cosa: se qualcuno dei nostri allievi dell'Associazione Italiana Cuochi volesse apprendere qualche cosa, sei disposto a darle qualche lezione? Certamente. Quindi se desiderate apprendere l'arte di scolpire il ghiaccio, oggi è stata fatta solamente una piccola dimostrazione e voi vi potete recare alla pasticceria Lestani in Balbatteria Bassa Udine, vedete di Roberto oppure del suo collega Paolo.
Magari così tutti si ne prende.
presenteranno in Friuli Doc 96 per una distribuzione di minestra domani sera alle 19 accanto al comune di Udine. Ed è per questo che questa sera abbiamo qui con noi l'assessore alla cultura del comune di Udine, dottoressa Marisanta Di Prambero. L'abbiamo invitata perché lei suggellerà questo gemellaggio tra le cuoche friulane e siciliane. Gradirei che le cuoche nostrane e quelle siciliane venissero qui vicino a noi. Grazie dell'Hotel Capparena di Taormina, Messina. Sui vostri tavoli avete visto che ci sono i materiali illustrativi dell'azienda Soggiorno di Taormina che ce l'hanno mandate. Le cuoche friulane De Simone Claudia, Maffei Laura, Prevede Bertilla e Rossi Nadia e Biancotto Dina. Quindi questa sera abbiamo qua il piacere di avere queste signore che ci hanno allietato il palato e speriamo domani che ci allietino anche tutto quanto per l'agricoltura. La parola alla dottoressa Marisanta che desidera portare il saluto. Grazie Cavaliere Pontoni, grazie per questo invito bellissimo. Io sono qui non come organizzatrice di Friuli Doc perché è il mio collega Tavoschi, ma io ho collaborato per tutto il fatto culturale e sono qui in quanto sono la donna della giunta. La donna della giunta ha accettato con grandissimo piacere un invito che aveva come sigla le donne lady chef, no? Quindi io ringrazio moltissimo e ho un apprezzamento particolare perché vedo che queste donne non sono quelle che mandano avanti un'immagine attraverso un presidente o una presidente, ma sono quelle che si rimboccano le maniche e mettono le mani in pasta e mi pare che sia appropriato dirlo così. E mi aspetto domani questa magnifica manifestazione che vedrà coinvolta la città e vedrà questo corteo. Qui ne abbiamo 5 di berretti, domani ne avremo molti di più e io so anche, sono fiera di questo, che le donne che aderiscono in Friuli sono in regione, sono una quarantina, quindi abbiamo una grossa partecipazione di quella che è una cultura profonda. Di Friuli Doc c'è una cosa entusiasmante che è che i prodotti della terra e della capacità creativa dell'uomo, della mente, sono messi insieme e valorizzati. È per questo che io collaboro volentieri con il mio collega, con tutta la giunta, il sindaco che ha voluto questa manifestazione e anche ritengo che con questo dedicare al Tiepolo quest'anno si sia voluto mettere vicino a quelli che sono i prodotti che vanno nella terra, quindi alla nostra radice, anche arrivare alle nostre radici culturali e quindi scendere in tutto quello che è il nostro passato per creare un futuro. E quando troviamo queste radici profonde abbiamo sicurezza e noi di sicurezza ne abbiamo bisogno moltissimo. Quindi grazie a voi, non faccio i complimenti perché credo che un grande applauso di tutti possa essere il miglior complimento e vorrei imparare da voi quello che sapete fare, ma è presunzione perché so che occorre una vita per farlo. Grazie. Grazie. Qualcuno in cucina prima ha detto, sentiamo dall'applausometro se è piaciuto a tutti. Proviamo a sentire. Bene, a questo punto mi corre l'obbligo di chiamare qui il presidente provinciale Costantini, che è il patron della serata, il patron di casa, e abbiamo il piacere di avere anche le colleghe qui così che si scambieranno i saluti e il loro gemellaggio. Se vogliono accomodarsi, le colleghe siciliane e le colleghe friulane. Mamma, guarda la mia amica. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio del grandissimo invito e dell'onore che ci avete dato alla nostra Sicilia. Abbiamo portato un po' di sole per oggi, questo è vero? È vero? Spero di avervi portato un po' di calore nei vostri cuori
perché quello che abbiamo noi dentro stasera è così forte e così grande che non si può descrivere, perché è stata immensa la gioia di essere qui presenti. Spero che un giorno potremo avervi a Taormina, essere ospiti nostri come avete fatto voi con noi. Vi ringrazio immensamente, io e la mia collega Lucia. Allora, devo ringraziare tutti i presenti della bellissima serata e della bella gente che abbiamo qui. Insomma, sarebbe opportuno fare più volte all'anno per trovarsi, anche per conoscersi meglio. E abbiamo tenuto opportuno fare questo gemellaggio qui, visto delle Lady Serve, come ha già detto il mio segretario qui, che ha già descritto tutto quello che si farà domenica in Udine Top. E penso che sia stata fatta una cosa bellissima con le due signore, le cuoche qui, di fare questa serata per dare anche la possibilità a noi friulani di provare un po' la cucina siciliana. Cosa dire? Un po' di emozione, perché non sono fatto per fare discorsi lunghi, solo che voglio congratularmi con le signore e dare a loro il piatto qui in segno di... Di nuovo ringraziamo tutti. Io devo fare un ringraziamento a Pontoni per l'organizzazione, pure anche a mio figlio, perché hanno fatto una bella serata, e mi auguro, come dico, che tutti siano stati contenti e di proseguire con questo clima che abbiamo già intrapreso. Grazie a tutti. Ho portato questo ricordo dalla Sicilia per l'associazione e in particolare per il nostro teatro Stantini. Questo è il simbolo della nostra Sicilia. È una testa di Gorgone, il dio della Sicilia, ha 3 punte, Messina, Palermo e Agrigento, e in se stessa i raggi del sole che portano tanta ricchezza e tanto calore. Questo invece va alla nostra carissima Laura per la sua grandissima collaborazione. Un omaggio della Federazione Cuochi Friuli per le signore della Sicilia, un gagliardetto che farà utile appenderlo nelle loro cucine per ricordarsi di essere stati in Friuli. A questo punto chiamerei il presidente regionale, Tassi Adriano, che essendo il presidente di questa regione Friuli-Venezia Giulia è lui la persona che si tiene i collegamenti con tutte le regioni italiane. Grazie. Beh, io direi che è già stato detto tutto. Questo è il primo esempio che abbiamo voluto dare ed è stato fatto veramente con eleganza. Non abbiamo solamente le 2 Lucie, perché tutte e 2 si chiamano Lucia, solamente cuoche, ma anche, come avete sentito, sanno esprimersi forbitamente e con una certa eleganza. Quindi quando uno sa parlare con eleganza in cucina fa altrettanto, e lo hanno dimostrato. Tra i vari piatti che sono stati presentati io vorrei dedicarne uno anche a ricordo vostro, alla madrina di questa manifestazione, dei berretti bianchi delle Lady Chef. Io direi, se l'applauso sarà valido, che il pesce e spada sia dedicato alla contessa Maria Santa di Brandelo. Come madrina della manifestazione, e non solo, direi che andando avanti noi chiameremo questo prancio, questa falda di pesce e spada qua in Friuli, se voi siete d'accordo, pesce e spada Marisanta. D'accordo?
Comunque i contatti non sono tenuti solo da me, ma è Pontoni il factotum di tutte le situazioni, ma di tutti i ragazzi che qua anonimamente sono anche seduti, di tutte le persone che sono venute questa sera per dimostrare che il Friuli è Friuli e che la Sicilia è Sicilia, che il nord è nord, il sud è sud, ma è sempre Italia. Quindi tutti fratelli e tutti italiani. Grazie. Grazie infinite, io sono commossa per questo omaggio e ritengo che il pesce spada vada bene a una persona che è abituata a battagliare e allora con questa spada così culinariamente apprezzata battaglierò in modo più vitale. Grazie. Grazie signori, grazie infinite e alla prossima gemellaggio. E la contessa se ne va senza i fiori? No, non ho capito. Come si fa? Quando mai i cuochi non regalano un fiore alle signore? Dalla signora Bertilda, Cotorum delle cuoche nostrane, i fiori della contessa Marisanta di Prancero. Buon proseguimento di serata e passo il microfono al nostro segretario factotum e grazie infinite di nuovo. Chiamiamo la signora Costantini, che anche a lei è doveroso un ringraziamento perché dietro le quinte è quella che forse più è entrata nel merito della serata, visto che erano signore. E siccome questa sera è la serata anche dei cuochi in particolare, tra i nostri cuochi ci sono le persone che collaborano e sono tutte che collaborano, però questa sera festeggiamo anche una persona che è vicino e supporta, non sopporta, supporta il marito che è sempre vicino all'associazione. Stiamo parlando della signora Muzzin che questa sera compie gli anni. Si vuole accomodare? A questo punto, prima di salutarvi che vi accomiatate per raggiungere le vostre famiglie, mi è doveroso ringraziare coloro che sono sempre vicino a noi anche se non sono presenti. Faccio presente che l'azienda Bertolini, come pure le cantine di Gigi Valle, Dalmar, la destilleria Bottega, Eurofood di Maiano, i fratelli Boschiati di Tricesimo e l'hotel Caparina di Taormina che ha mandato il suo personale e più ha mandato dei piccoli omaggi, anzi dei grandi omaggi mandati col cuore attraverso lo chef Giovanni Cannavò, che poi verranno distribuiti dalle cuoche a voi tutti. Quindi un applauso ai siciliani che non sono qui però sono vicini col cuore. Poi i ristoranti Valtella, Così e ai Chelsea. E si ringrazia inoltre la direzione del ristorante Hotel Costantini di Collato e Tarcento e tutto il personale di Cucina di Sala che questa sera professionalmente ha dato una loro immagine di esperienza positiva. A quanti in qualsiasi modo hanno dato lustro alla manifestazione. Qui è firmato le Lady Chef Friulane. Grazie.